Buongiorno e benvenuti in questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. L'ex PM del pool antimafia di Palermo, Gioacchino Natoli, è indagato dalla procura di Caltanissetta. Avrebbe insabbiato le indagini su mafia e appalti a Palermo agli inizi degli anni 90. Secondo alcuni sarebbe il vero movente della strage, costata poi la vita al giudice Borsellino. Avrebbe abusato di alcuni minorenni con problemi psichici all'interno dell'istituto di cura nel Catanese, arrestato un dipendente. Le indagini sono partite dopo la denuncia della madre di un tredicenne. Emergenza rifiuti, la regione mette un'altra pezza, la discarica di Lentini resterà aperta, ma i rifiuti saranno trasferiti all'estero. Strade siciliane colabrodo tra rattoppi e voragini. I nostri telespettatori ci segnalano a Calatabbiano una profonda spaccatura su un viadotto che mette a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito. Sono stati tutti denunciati gli 80 partecipanti al festino abusivo sull'isolotto di Isola delle Femmine. Per la procura di Palermo sarebbero tutti colpevoli di attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva. All'Ismet di Palermo arriva il cuore in scatola, una tecnologia che consente di azzerare quasi totalmente il tempo di ischemia, permettendo dunque di trapiantare organi prelevati anche in posti lontani rispetto alla destinazione finale. Calcio, primo giorno di raduno per il Palermo a Coccaglio in Lombardia. Fino ad ora i convocati sono 25. In Serie C il Catania ha messo nel mirino l'attaccante marocchino Bidaoui. Ancora buongiorno, inchieste su appalti e mafia negli anni 90, inchieste insabbiate. È questa l'accusa mossa all'ex PM Natoli della procura di Caltanissetta. Il servizio è di Manlio Viola. Scoppia la bufera sul pool antimafia di Palermo degli anni 90. In quella stagione di lotta a Cosa Nostra, secondo la procura di Caltanissetta, anche i magistrati furono coinvolti in operazioni di insabbiamento e di conseguenza di favoreggiamento a Cosa Nostra. L'ex PM del pool antimafia di Palermo, Gioacchino Natoli, è adesso indagato infatti dalla procura di Caltanissetta per i reati di favoreggiamento alla mafia e calunnia e ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. Avrebbe insabbiato un'inchiesta su mafia e appalti giunta a Palermo da Massa Carrara. Lo avrebbe fatto per favorire esponenti mafiosi e imprenditori e in particolare i mafiosi Antonio Buscemi e Francesco Bonura, l'imprenditore politico Ernesto Di Fresco e gli imprenditori Raul Gardini, Lorenzo Panzavolta e Giovanni Bini, questi ultimi tre al vertice del gruppo Ferruzzi di allora, ed eludere ulteriori indagini. Ancora più infamante l'ipotesi che questa inchiesta insabbiata sarebbe a sua volta la base dell'insabbiamento delle indagini sulla strage Borsellino. Il grande manovratore di tutto questo sarebbe stato il procuratore Giammanco, non imputato perché deceduto nel frattempo, mentre Natoli si sarebbe avvalso della collaborazione di un ufficiale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti, anche lui invitato a comparire. Non ci sta il PM Natoli, che si difende immediatamente. Sono stato e sono un uomo delle istituzioni, ho piena fiducia nella giustizia, darò senz'altro il mio contributo nell'accertamento della verità, dice il magistrato all'Ansa. Una dichiarazione secca ma significativa. Soldi, caramelle e patatine in cambio di atti sessuali. Un cinquantenne dipendente di un istituto di cura è stato arrestato nel Catanese. Ad avviare le indagini la denuncia della madre di una giovane vittima. Il servizio di Tonino De Mana. Un 59enne dipendente di un istituto di cura dell'Interland Etneo è stato arrestato per atti sessuali nei confronti di piccoli pazienti. Nell'inchiesta della Procura di Catania sono confluite dettagliate testimonianze di 3 ragazzini coinvolti e diversi messaggi rinvenuti nelle chat sui cellulari delle vittime. Attraverso questo rapporto quotidiano ne carpiva sostanzialmente la fiducia, anche con piccole promesse di somme di denaro, promesse di addirittura anche semplicemente di caramelle, lattine di Coca-Cola e quant'altro, per cercare ad indurli a svolgere comunque con lui effettuare degli atti sessuali. L'uomo inoltre avrebbe promesso soldi per onomastici e compleanni, mandando anche messaggi su una chat a chiaro sfondo sessuale. Il 59enne avrebbe tentato un approccio anche con altri minorenni. Ad uno avrebbe dato dei soldi tra i 15 e i 20 euro e regalato caramelle ed un braccialetto. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, sequestrati anche il cellulare e materiale informatico, ora al vaglio degli inquirenti.
I familiari di Angelo Onorato, in relazione alle notizie di stampa che attribuiscono tracce di DNA sul fascetta unicamente alla vittima, osservano che il dato non appare decisivo perché non tiene in considerazione l'ipotesi di un killer che avrebbe utilizzato dei guanti. Questo almeno è quanto afferma una nota firmata dall'avvocato Vincenzo Lorè, che assiste i familiari dell'imprenditore, marito dell'ex eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua auto a Palermo nel maggio scorso. Non chiude la discarica di Lentini, sarà una nuova ordinanza regionale, la terza, firmata dal presidente Schifani, che permette di spostare anche fuori dalla regione i rifiuti trattati alla Sicula Trasporti e rinvia dunque l'emergenza. Intanto dalla regione arrivano fondi per un'altra discarica, quella di Gran Michele. Il servizio è di Manlio Viola. Emergenza rifiuti di nuovo rinviata. Non erano bastate le prime due ordinanze del presidente della regione Renato Schifani, così ieri sera a tarda ora, dopo ben 24 ore di confronto senza sosta tra gli uffici regionali, è arrivata la terza ordinanza per scongiurare lo stop alla raccolta dei rifiuti nella discarica di Lentini. Il TMB, l'impianto per il trattamento rifiuti, è operativo anche oggi per il proseguimento temporaneo del trattamento, sia per il residuo secco che per quello umido proveniente da circa 200 comuni. Era l'unica mossa possibile rimasta al commissario per i rifiuti, proprio il presidente Schifani, per evitare l'esplodere dell'emergenza. Il rifiuto trattato deve però essere smaltito altrove e solo 2 siti avevano dato disponibilità, Caltanissetta e Siculiana. Per superare il problema adesso viene autorizzato il trasferimento dei rifiuti trattati anche in altri impianti oltre quelli citati nella seconda ordinanza e persino, se necessario, fuori regione, evitando così il riempimento dei piazzali di abbancamento provvisorio. Tutto nell'attesa delle nuove autorizzazioni ambientali che dovrebbero chiudere questa pagina emergenziale. Intanto la regione interviene in una delle discariche che aveva detto no per rischio di riempimento. Si tratta della calatta ambiente di Gran Michele. Sarà il governo regionale a farsi carico degli interventi necessari per garantire il ritorno alla piena operatività della struttura. Lo farà, annuncia l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, attraverso un nuovo finanziamento di circa 13 milioni di euro con fondi POC, che dovrebbe consentire alla società di gestione di avviare gli interventi per una piena ripresa produttiva dell'impianto e quindi del servizio. Altro intervento tampone per un altro pezzo dell'eterna emergenza siciliana. Adesso parliamo della viabilità sulle strade siciliane, una viabilità da incubo. Vi mostriamo le immagini realizzate da un automobilista, nostro telespettatore, sul viadotto che collega il comune di Calatabbiano, in provincia di Catania, e i caselli della A18, dove un solco profondo crea problemi e mette a rischio la sicurezza degli automobilisti stessi. Il servizio è di Emanuela Corsi. Bene, questa è una strada, questa macchina sta passando per caso, vado avanti, guardate un po' in che condizione è questa strada, guardate. Automobilisti ostaggio di strade colabrodo tra rattoppi e voragini e autostrade da incubo. Qui siamo a Calatabbiano, sul viadotto che collega il comune allo svincolo autostradale di Fiumefreddo sulla Messina-Catania. Come documentato da un automobilista, una profonda spaccatura mette a rischio la viabilità e l'incolumità di chi la percorre. Vedete questo solco è al centro della carreggiata ed è, diciamo, uno dei giunti del ponte sul quale mi trovo. L'opera, conosciuta come la strada da 34 miliardi di vecchie lire, è stata costruita negli anni '80, candidandosi a diventare una grande incompiuta, nonostante i costi esorbitanti per realizzarla. I lavori infatti vennero bloccati e completati dopo quasi 30 anni, nel 2007. Dall'inaugurazione ad oggi sono stati necessari diversi interventi ai giunti e alla base dei piloni erosi dalla piena del torrente Minissale. Si può tollerare una cosa del genere mentre, guardando il mare, guardando la costa calabrese, pensiamo al ponte sullo stretto di Messina. Proseguendo arriviamo all'imbocco della A18 in direzione Catania, dove negli ultimi giorni la situazione traffico è ulteriormente peggiorata. Cantieri e restringimenti di pochi metri paralizzano il traffico nelle ore di punta, costringendo gli automobilisti a stare in coda per ore per percorrere pochi chilometri. I maggiori disagi dopo gli svincoli di Giarre e di Acireale, dove le ambulanze a fatica riescono a passare per raggiungere i pronto soccorso.
Il gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana ha presentato una proposta di referendum abrogativo sull'autonomia differenziata voluta dal governo Meloni, destinata, spiegano, a dividere in due il paese, allargando il divario tra le regioni e mettendo il Sud, in particolare la Sicilia, in una condizione di ancora maggiore difficoltà. Adesso ci spostiamo a Catania, da piazza di spaccio a mercato rionale. Tra San Giorgio e Librino individuata un'area da rilanciare per le attività commerciali. L'assessore Gelsomino dice: ascoltiamo tutte le proposte dei cittadini e le prenderemo in considerazione. Servizio di Tonino De Mano. Da piazza di spaccio vogliamo portare quest'area a un mercato ricco di bancarelle, ricco di attrazione soprattutto per i residenti onesti e la gente per bene che vive il quartiere quotidianamente. L'idea di Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania e dei rappresentanti della sesta municipalità, è quella di restituire dignità ad un'area che, allo stato attuale, versa in condizioni di totale abbandono. Tra questi palazzi, al confine tra Librino e San Giorgio, dovrebbero sorgere il mercato, un'area di parcheggio ed una strada. Quella attuale somiglia ad una trazzera. Un progetto di rilancio auspicato dall'assessore comunale alle attività produttive Gelsomino. L'idea è quella non soltanto di spostare un mercato creando una nuova zona mercatale, ma creando appunto una zona mercatale che possa far confluire tutto il sesto municipio all'interno di questa nuova area mercatale, creando più di una volta alla settimana un mercato, diversificando i tipi di mercato, facendo anche magari un mercato biologico, un mercato dell'usato e cercando di creare per la zona del sesto municipio una nuova attrattiva che può essere quella dell'area mercatale. In attesa che l'iter faccia il suo corso, in quest'area comunale aumenta il volume dei rifiuti ed aumenta il volume d'affari di chi si dedica allo spaccio di droga, per non parlare della vegetazione incolta che rischia di innescare pericolosi incendi. Non ci dobbiamo impiccare su quest'area che dovrebbe essere riqualificata perché già è a rischio incendi e col caldo che c'è è un pericolo, ma dobbiamo già incominciare a ragionare sulla regolarizzazione di questi mercatini a Librino. I colleghi hanno proposto quest'area, secondo me non dobbiamo fissarci qui, ma dobbiamo trovare una valida alternativa che possa essere facilmente raggiungibile. Adesso torniamo ad occuparci del party sull'isolotto di Isola delle Femmine. Sono stati denunciati tutti gli 80 partecipanti. La proprietaria dell'isolotto aveva dato però il permesso ai due nipoti, due medici palermitani, ma la procura di Palermo contesta l'attività pubblicitaria non autorizzata. Eva Spampinato. La risposta della procura non è tardata ad arrivare. Sono stati denunciati tutti gli 80 partecipanti al party organizzato dai due fratelli gemelli medici palermitani, Vito e Antonio Triolo, a Isola delle Femmine sabato scorso. Per tutti il reato contestato è aver preso parte allo svolgimento di un'attività pubblicitaria non autorizzata dall'ente gestore della riserva naturale, che è la Lipu. La proprietaria dell'isolotto, la marchesa Paola Pilo Bacci, aveva autorizzato i nipoti a raggiungere l'area per girare il videoclip e ha dichiarato più volte che Isola delle Femmine, non essendo una riserva integrale bensì orientata, è sottoposta a regole molto meno rigide. Premesso ciò, l'isolotto è della mia famiglia e faceva parte di un grosso feudo che ci appartiene dal 1600. Nonostante sia gestita da un ente di protezione animali, ha ribadito la marchesa, la proprietà continua a essere mia e dei miei fratelli e possiamo anche autorizzare sbarchi e visite di privati. Ma la Lipu nei giorni precedenti aveva pubblicato una nota in cui scriveva: dal 1 marzo al 30 giugno le visite all'isolotto sono sospese per permettere la nidificazione degli uccelli, quindi un divieto di accesso chiaro e pubblicamente diffuso. Dopo aver fermato il festino o set di un video musicale, come raccontano gli organizzatori e il DJ residente, la relazione del nucleo area navale della Guardia di Finanza sulla festa è finita sul tavolo del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Gli 80 partecipanti sono stati denunciati e ai due fratelli organizzatori è stata contestata anche l'organizzazione dell'evento senza autorizzazione dell'autorità pubblica. Adesso cambiamo decisamente argomento. Un cuore battente e pulsante in scatola, pronto per essere trapiantato. Così all'Ismet di Palermo, per la prima volta nel sud Italia, un paziente in lista d'attesa da 2 anni ha ricevuto un nuovo cuore. Ci racconta questa storia Giusy Lazzara.
Il cuore arriva in una scatola pulsante e battente, un cuore nuovo per un paziente siciliano in attesa da 2 anni. C'è tutta la soddisfazione all'Ismet di Palermo per il primo trapianto nel sud Italia con la tecnologia Heart in the Box. Il cuore era stato collegato al dispositivo e irrorato durante un viaggio durato 6 ore, continuando a battere fino all'arrivo in sala operatoria. Qui, dicono i cardiochirurghi, è stato trapiantato al paziente già portatore di un cuore artificiale che ha richiesto per questo una preparazione particolarmente delicata e complessa. L'uomo sta bene, è ancora ricoverato, ma il suo cuore ha un'ottima ripartenza della funzione cardiaca e di un decorso post-operatorio regolare. Una modalità innovativa che supera l'iter finora adottato per i trapianti di organi. Il grosso vantaggio di questo tipo di tecnologia è quello di permetterci di quasi azzerare il cosiddetto tempo di ischemia e quindi ci permette di effettuare trasporti molto più lunghi, superiori alle 4 ore, che è il tempo limite entro il quale l'organo dovrebbe essere trapiantato utilizzando la vecchia tecnica di conservazione a freddo, e soprattutto ci consente di acquisire delle informazioni, di dati importanti sul metabolismo cellulare dell'organo. La tecnologia Heart in the Box consente di trapiantare organi prelevati anche in posti lontani rispetto a dove sono stati espiantati e dà una speranza per chi è ancora in lista d'attesa. A Palermo oggi è andato in scena l'Inclusion Job Day, ovvero il giorno dell'inclusione da affiancare al mondo del lavoro. Obiettivo: agevolare i soggetti disabili. Vediamo com'è andata con Marco Gulla. Inclusione e lavoro. A Palermo è andata in scena una giornata dedicata all'incontro tra domande e offerta di lavoro tra i soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento e le imprese siciliane. È il primo Inclusion Job Day organizzato dal Centro per l'Impiego con l'obiettivo di agevolare l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e promuoverne l'autonomia. Possiamo dire che è una giornata storica, per la prima volta si fa un evento concreto perché abbiamo l'adesione di diverse aziende che potranno assumere diversi soggetti affetti da fragilità. Ad aprile abbiamo preannunciato ed è già operativo un call center a cui si possono rivolgere appunto i soggetti come disabili, donne vittime di violenza, migranti. 16 le imprese internazionali, nazionali e locali che hanno accettato di partecipare all'iniziativa e che hanno ricevuto i curricula dai disabili già iscritti al collocamento. Abbiamo organizzato questa giornata perché abbiamo rilevato proprio la necessità di avvicinarsi con un nuovo approccio al mondo della disabilità relativamente chiaramente al lavoro. Ci siamo resi conto che manca l'informazione e la formazione sulla ricerca attiva del lavoro anche in questo settore. Nei primi 5 mesi del 2024 sono stati 556 i soggetti disabili che si sono iscritti presso il Centro per l'Impiego Palermo Monreale e 26 all'interno delle categorie protette. 225 sono invece le pratiche avviate e 84 le assunzioni programmate in convenzione. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di sport. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, partiamo dal Palermo che dà inizio alla nuova stagione, rosanero in pre-ritiro a Coccaglio in provincia di Brescia, da giorno 7 invece il ritiro che sarà quest'anno a Livigno. Marco Ulla. Si riaccendono le luci, il Palermo è la prima società siciliana ad avviare il percorso in vista della prossima stagione. Per i rosanero oggi raduno a Coccaglio in provincia di Brescia. I giocatori poi si sposteranno a Livigno per il vero e proprio ritiro che inizierà il 7 e si concluderà il 20 luglio. 25 calciatori convocati. In lista ci sono anche Aurelio e Soleri, molto vicini al trasferimento allo Spezia, convocati anche tutti rientranti dal prestito, da Corona a Fella, passando da Peda e Saric. 3 gli assenti, Diachite si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio, mentre Lund e Nedelciaru raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive nazionali. Andiamo al mercato. Il Palermo punta al profilo di Ghiomber dopo l'ormai imminente ingaggio di Nicolau dello Spezia. Ferrari sembra indirizzato verso la Cremonese, per questo il profilo di Ghiomber dopo la rescissione dalla Salernitana che il DS Rosa De Santis conosce bene potrebbe fare al caso del Palermo. E poi capitolo Brunori, il futuro del capitano rosanero
rosanero è ancora un rebus, nonostante le parole del DS De Santis che lo ha dichiarato incedibile, ma ciò non chiuderebbe le porte ad un'eventuale cessione. Per adesso Brunori inizierà il ritiro con il Palermo, ma per lui, dopo molti sondaggi, sarebbero arrivate proposte dalla Serie A che non possono lasciarlo indifferente. Se ne parlerà nei prossimi giorni. E adesso ci occupiamo del mercato. In Serie C il Catania vuole rinnovare l'attacco, il Messina deve definire l'eventuale passaggio di proprietà, mentre per il Trapani arriva Canutè. Marco Carli. Tanto lavoro per il direttore sportivo del Catania Faggiano, che è segnalato fuori città, ma i contatti sono continui per costruire una squadra rossaazzurra competitiva. L'ultimo nome per cui arrivano conferme è quello di Bidawi, marocchino, esterno d'attacco, svincolato l'ultima stagione al Frosinone. Qualche sondaggio c'è stato, ma non è semplice. Interlocuzioni sono in corso. Il giocatore, classe 90, gradirebbe molto la piazza, ma il valore è importante. Sicuramente vicino, come si dice, a Giorni Anastasio, il difensore di proprietà del Monza, che ha giocato a Caserta nell'ultima stagione, reduce da un ottimo campionato con 2 gol e 3 assist, potrebbe essere il prossimo annuncio, così come D'Andrea del Cerignola. Il lavoro, come sappiamo, è poi quello di trovare la sistemazione dei giocatori che sulla carta non fanno parte del progetto. Molti, come Ladinetti, lo diciamo da tempo, saranno valutati in ritiro. Sul fronte Messina il periodo è questo: non si muove foglia che Sciotto non voglia, nel senso che è lui a menare le danze e attendere l'affondo del gruppo anglo-americano che si occupa di New Economy e che dovrebbe acquisire la maggioranza delle azioni. Sembra che le due parti si siano date un termine, venerdì 5 luglio. Certo, comunque bisogna fare alla svelta, perché il Messina è al momento una scatola vuoto quasi e non c'è ancora data e sede del ritiro. Una scatola che invece va riempiendosi sempre di più è quella del Trapani. Dopo le conferme di Sabatino, Balla e Kragl è fatta per Canutè. Il Taranto in una nota ha ufficializzato la cessione del giocatore, comunicando che il Trapani ha esercitato una clausola risolutiva presente sul contratto. Un altro colpo potrebbe essere Ciotti, in arrivo dalla Vibonese. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Allora vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento in giornata.